Dichiarato lo stato di crisi, il Comelico fa il punto della situazione ed affida agli esperti la conta dei danni. Dal 9 agosto quell'area non è più la stessa. Sono emerse le tante, troppe criticità che erano latenti ma che la bomba d'acqua ha portato a galla. Un territorio fragile che necessita di interventi urgenti e inderogabili. La Regione ha stanziato 500.000 euro per i primi interventi. Se il Piave resta osservato speciale, non meno monitorato il versante sopra l'abitato di mare. La frana è stata coperta con dei teli nella parte alta, mentre nella parte bassa è stata fatta una barriera con delle tavole per proteggere le case al fine di evitare che il fango entri di nuovo appunto nelle abitazioni. Tutte le case di via Mazzini sono state invase d'acqua e fango e non era la prima volta in questa estate. Nel giro di 8 giorni hanno subito 3 allagamenti anche in seguito a diciamo una fogna a cielo aperto che purtroppo anche questa quando piove strarippa. Doppio problema dunque per la gente di mare che resta con lo sguardo al cielo. Le previsioni non sono le migliori per le prossime ore. Stiamo monitorando la situazione, c'è un dispositivo che segnala eventualmente se la frana è in movimento. Ovviamente oltre al discorso dell'emergenza noi ci stiamo muovendo, come diceva lei, per risolvere definitivamente la situazione, però è chiaro che adesso col terreno imbombato d'acqua non si può intervenire. Chiusa la galleria sono difficili i collegamenti. Da e per il Comelico si transita lungo il passo di Sant'Antonio, ma non mancano i problemi nemmeno su quel versante. Ma il presidente Zaia esorta i turisti a scegliere quell'area per Ferragosto. Invito tutti ad andare nel Comelico, di andare ovviamente a visitare le nostre montagne, soprattutto in questi giorni che sono giorni da play, da scampagnata, da visita, da escursione, e voglio dire che la vicenda delle frane e delle avversità atmosferiche è abbondantemente recuperata e il Comelico è lì pronto ad accogliere i turisti.